Vi avevamo detto che sarebbe stata la seconda parte eccezionale, così è stata, grazie a Consiglia Licciardi, una bellissima voce, vero? Un applauso ancora e un applauso al maestro Smarra con questa che è a tutti gli effetti una bellissima orchestra. D'altra parte Consiglia Licciardi ha una carriera alle spalle che, beh, diciamole, di tutto rispetto, ha duettato con grandi personaggi come Roberto Muro, Lorenzo Arbore, Gypsy King e so addirittura di un duetto con Frank Sinatra, quindi ecco, veramente una bellissima voce in un panorama splendido. Siamo ora però al termine del concerto, sono previsti altri due brani conclusivi come al solito
Per quanto riguarda la fanfara dei Carabinieri, la marcia d'ordinanza dei Carabinieri, scritta dal maestro Luigi Cirenei, e l'inno di Mameli, musicato da Michele Novaro. Ma credo ci siano anche delle altre sorprese. Sì, e vorremmo invitare sul palco il generale Maurizio Gualdi e il generale Carmine Adinolfi, accompagnati dal comandante provinciale di Salerno, colonnello Fabrizio Parrulli. Vorremmo però che salissero qui sul palco anche il sindaco di Capaccio Bozza, il sindaco di Giungano Palumbo e il presidente della BCC di Acquara Scorziello. Ci stringeremo un po' su questo palco. Sì, no, siamo abituati, poi stanno sull'attenti come si conviene. Generale Gualdi, buonasera. Lei è la prima volta che segue il concerto della fanfara in questo scenario.